Benvenuti alla tavola rotonda curata dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e porto in apertura i saluti del direttore generale dottoressa Carmela Palumbo. Ringrazio Giobbo Orienta che ci ospita. Io sono Maria Maddalena Mappelli e sono dirigente tecnico incaricato dell'USR Veneto. Ci hanno aiutato a organizzare questa tavola rotonda la dottoressa Giorgia Menditto, che è referente dell'evento per l'USR, e la dottoressa Laura Benin, referente tecnico, che ringrazio davvero per il prezioso supporto in tutti i momenti. Per le domande vi chiediamo, visto i tempi ristretti, di utilizzare il link al modulo Google presente nella chat. In un secondo momento invieremo le nostre risposte. Tema dell'incontro di oggi, come vedete dalla prima slide, sono i PCTO e la didattica digitale integrata. Saluto anche le 4 relatrici cui è affidato appunto il compito di declinare il PCTO alla luce appunto delle novità introdotte dalla didattica digitale integrata. Ecco, questo è il modulo link, il link al modulo per le domande, per postare le vostre domande. Se la didattica digitale integrata per risultare efficace deve generare uno spazio di apprendimento ibrido, mi permetto una premessa, in cui le tecnologie, come afferma la letteratura di settore recente, sono proprio incorporate ormai nelle nostre vite, appaiono importanti e rilevanti quei progetti, quei percorsi che creano spazi di apprendimento ibridi e innovativi. Ecco perché veniamo alle nostre 4 relatrici, la professoressa Laura Parenti, referente di rete PTCO Verona, sottolineerà la necessità di riprogettare i percorsi PCTO alla luce delle indicazioni delle linee guida ministeriali sulla didattica digitale integrata. A seguire ascolteremo la dottoressa Mariangela Iccarelli, dirigente tecnico presso l'USR Veneto, che approfondisce i progetti scuola-impresa, impresa in azione e ne sintetizza metodologie e opportunità. Poi ascolteremo la dottoressa Marina Maino, dirigente scolastica del liceo Corradini di Thiene, in provincia di Vicenza, che illustra l'importanza del project work e ne declina le caratteristiche. E concluderà la nostra tavola rotonda la professoressa Lauretta Zoccatelli, docente formatore, che interviene sull'impresa formativa simulata. La parola perciò alla professoressa Laura Parenti, referente di rete PTCO di Verona. Prego, professoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, a me il compito un po' di introdurre così all'argomento. Io mi soffermerei per prima cosa su un paio di definizioni, un paio di frasi che ho colto e dalle linee guida per la didattica digitale integrata e poi successivamente dalle linee guida del CTO. Ecco, didattica digitale integrata che cosa significa? Si richiede ai docenti di rimodulare la progettazione didattica individuando i contenuti essenziali, i nodi interdisciplinari e anche gli apporti dei contesti non formali e informali per mantenere comunque gli studenti al centro del loro apprendimento, di cui devono essere chiaramente protagonisti e procedere verso l'acquisizione di una sempre maggiore autonomia e responsabilità nell'uso delle discipline, delle conoscenze e delle loro abilità. Nella successiva slide vediamo invece una frase presa dalle linee guida dei percorsi PCTO, dove si legge che è possibile elaborare un progetto educativo nel quale l'attività didattica integrata o meno con l'esperienza presso strutture ospitanti, deve condurre alla realizzazione di un compito reale che vede la partecipazione attiva dello studente. Allora, io direi che i percorsi PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, come sono stati appunto riproposti e revisionati, si collocano perfettamente all'interno della logica della didattica digitale integrata,
Quello che è importante è mantenere le finalità dei percorsi PCTO, cioè il fatto che si punti a far sviluppare competenze in contesti organizzati, strutturati, competenze anche di tipo professionale, ma anche competenze di tipo trasversale, e quelle che sono indicate nelle linee guida chiaramente sono le principali. Ma questo è possibile sicuramente se pensiamo a riprogettare i progetti, i percorsi, proprio come è successo all'inizio del lockdown, anche nel marzo 2020. Ecco, alcuni progetti di questi sono stati effettivamente revisionati dalle scuole ed è stato possibile portarli avanti e continuarli, come vediamo nella successiva slide, nonostante la necessità di mantenere i ragazzi in sicurezza e affiancare questa attività, che è a tutti gli effetti un'attività didattica, alle altre attività comprese nella didattica a distanza. Quindi qualche suggerimento: naturalmente mantenere attivo il coinvolgimento dello studente. Lo studente può lavorare anche a distanza, del resto come facciamo tutti noi. Favorire anche l'incontro tra i rappresentanti delle strutture ospitanti, che so, il tutor aziendale, in modalità sincrona, quindi con delle videochiamate per esempio. Riprogrammare la tempistica, perché sappiamo tutti che la tempistica anche per le lezioni non può essere la medesima rispetto alla presenza, ma anche e soprattutto creare le condizioni di osservazione dello studente, favorire i momenti di interazione, anche il lavoro di gruppo, e questo permette assolutamente in maniera sostenibile l'osservazione anche da parte del docente, anche da parte del tutor esterno. Quindi procedendo, ecco, diciamo che per supportare queste attività la scuola ha fatto riferimento a una serie di piattaforme che vediamo per esempio anche nella slide successiva, che sono state fornite, messe a disposizione anche dalle Camere di Commercio. A Verona, ma anche in altre province del Veneto, c'è un'attiva collaborazione con le Camere di Commercio che hanno appunto lavorato con gli uffici scolastici territoriali per realizzare questo servizio. Allora, per esempio, la formazione su quella che vedete nella slide è la piattaforma Suite, che raccoglie un po' tutte le piattaforme che sono state messe a disposizione grazie ad Infocamere. Quindi ricordo, come vediamo ecco, in maniera più leggibile nella slide successiva, per esempio attività come quella dei Virtual Job Days, tour virtuali in azienda, che sono disponibili in modalità sia sincrona che asincrona, dove i ragazzi possono interagire direttamente e anche rivedere video che parlano del lavoro, delle attività di alcune aziende. Oppure poter appunto realizzare videocolloqui, ma anche con le agenzie per il lavoro, sperimentare una simulazione di colloquio di lavoro, utilizzare il sito che è stato recentemente messo a disposizione anche per l'aggiornamento continuo del curriculum Europass, attività come il job meeting che è stato fatto anche qui a Verona, proprio per intrattenere i ragazzi con uno spettacolo di edutainment e stimolare e quindi anche la riflessione e l'interazione. E infine la piattaforma per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che proprio in questi giorni si è arricchita anche di una nuova opportunità con la formazione per la sicurezza Covid. Quindi tanti strumenti sono disponibili per convertire sia la fase, diciamo, propedeutica, quella formativa dei progetti, sia anche la fase dell'attività in azienda. Quali progetti, e vado in chiusura nella prossima slide, vediamo
Sono stati proposti anche dei progetti in aree di interesse molto importanti, sostenibilità, internazionalizzazione, branding come marketing. Questi progetti che avevamo iniziato a sviluppare poco prima del lockdown in realtà sono stati portati avanti e sono arrivati proprio in quest'ultimo periodo, se andiamo alla slide successiva, anche alla valutazione. Ecco, la valutazione è comunque, rimane comunque sempre il nodo che, nonostante la modalità digitale, deve essere assolutamente realizzata proprio grazie ai momenti di osservazione, grazie alle modalità di lavoro o in gruppo o a colloqui individuali. L'importante è che ci sia una adeguata progettazione. Quindi prima dobbiamo capire quello che vogliamo osservare e successivamente sulla traccia di una griglia lo potremo fare e potremo quindi anche insieme agli altri docenti del consiglio di classe si potrà arrivare a questo risultato tranquillamente anche a distanza. Io chiudo qui e La parola ringrazio tutti. passa, grazie professoressa. La collega adesso, dottoressa Mariangela Icarelli, dirigente tecnico dell'USR per il Veneto, interviene proprio sulla tematica dei progetti di scuola impresa, impresa in azione, sempre collegati al macro tema della didattica digitale integrata. Prego Mariangela. Grazie Maddalena, buon pomeriggio a tutti. Tornerei un momento sul titolo, se si può. Grazie, grazie Maddalena. Io cercherò di presentarvi brevemente la metodologia dei progetti di scuola impresa e di impresa in azione. Negli anni passati molte scuole del Veneto hanno realizzato in presenza progetti di questa natura e sono stati progetti molto interessanti con esiti a volte imprevedibili e per certi aspetti anche straordinari. Io ne ho visti molti, ho partecipato come dirigente scolastico proprio alla progettazione di molte attività di scuola impresa e quindi ho visto le potenzialità straordinarie di questa attività formativa legata all'alternanza scuola-lavoro e al PCO. Cercherò di immaginare e di declinare le metodologie di questi progetti nella modalità della didattica digitale integrata. In questo momento i nostri studenti sono per lo più a casa e lavorano da casa e sono a scuola in presenza solo per realizzare alcune attività di laboratorio. Immaginando quindi di trovarmi in questo scenario, che è lo scenario che vivo tutti i giorni anche come dirigente tecnico, ecco, cercherò di presentarvi sinteticamente questa metodologia. Possiamo andare. L'approccio della scuola impresa era presente già nella guida operativa per l'alternanza scuola-lavoro del 2015. Lì si parlava di bottega scuola e di scuola impresa vera e propria. Bottega scuola è una metodologia che si riferisce soprattutto all'artigianato artistico, all'alto artigianato per il Made in Italy e prevede che un gruppo di studenti o una classe lavorino in affiancamento ad un maestro, ad un grande artigiano, per non perdere la tradizione meravigliosa di cui è il portatore. Invece i progetti di scuola impresa, proprio nella guida operativa, erano pensati come una realizzazione di una vera e propria impresa all'interno della scuola. Un gruppo di studenti, una classe, diventa una piccola start-up per mettere in piedi un progetto che porta ad un prodotto reale, un prodotto vero, addirittura anche alla sua commercializzazione, oppure alla realizzazione di un bene o di un servizio. Prego Maddalena. Questo approccio viene ripreso dalle linee guida PCTO, siamo appunto nel documento recentissimo del 2019 e qui si parla di impresa in azione. Gli studenti gestiscono vere e proprie imprese realizzando un prodotto o un servizio, compiendo tutte le attività che portano dall'idea all'azione. Tutto questo avviene, si realizza con l'aiuto di un esperto aziendale che funge da coach e l'idea è proprio quella di sviluppare un'attività progettuale che abbia una sua concretezza, che porti a qualcosa di vero, che risponda a necessità reali.
Questo approccio viene ribadito, viene sottolineato anche nel sillabo per l'educazione all'imprenditorialità che possiamo leggere nelle linee guida PCTO. Qui si parla di valutare case histories, di valutare un'idea, sperimentare un'idea imprenditoriale e anche della simulazione di una vera e propria impresa formativa reale, non simulata, ma lo vedremo meglio nelle prossime slide. Un'ultima sottolineatura di tipo pedagogico o concettuale. Parlando di alternanza scuola-lavoro, tornando al lessico dell'alternanza scuola-lavoro, si ragionava soprattutto di modalità di apprendimento flessibili, equivalenti e di competenze spendibili nel mondo del lavoro. I PCTO invece puntano l'attenzione soprattutto sul tema dell'orientamento e delle competenze trasversali, in particolare, scusate, in particolare l'orientamento viene riferito alla capacità dello studente di auto-orientarsi e di compiere scelte consapevoli. Il tema delle competenze trasversali invece si declina a partire dalla matrice generativa delle competenze che troviamo nella raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio dell'Unione Europea. Perché richiamo questo prima di entrare nel vivo della metodologia? Perché dobbiamo essere consapevoli di come si è spostato l'asse di attenzione. Prima si lavorava soprattutto su competenze spendibili nel mondo del lavoro. I PCTO hanno una logica più legata all'aspetto orientativo, di riflessione sul sé, sulle posizioni di competenze trasversali. Quindi anche nel progettare progetti di scuola impresa in modalità a distanza o parzialmente a distanza, dobbiamo avere cognizione di questa trasformazione anche concettuale e pedagogica che è intervenuta. Adesso entriamo nel vivo invece della metodologia. I progetti di scuola impresa o progetti startup o progetti di impresa in azione sono metodologie che si chiamano tutte un po', non facciamo riferimento ad un simulatore, non siamo di fronte ad un simulcenter, lavoriamo quindi a qualcosa di reale che avviene a scuola, questa volta in parte in didattica digitale integrata, quindi in parte anche a distanza. Lavoriamo con un partner sicuramente, che di solito è un committente, quindi un soggetto che può essere un soggetto del mondo del lavoro, del terzo settore, della cultura, che intrattiene con l'istituto, con la scuola, un rapporto di collaborazione. Faccio un esempio che poi ci accompagnerà nelle slide, diciamo, più metodologiche. Immagino una classe di un liceo artistico, indirizzo architettura, che progetti per un'amministrazione comunale tutte le parti service di un grande parco pubblico tematico. Questo è un tema progettuale molto sfidante, molto bello, un vero e proprio progetto di scuola impresa che arriverà ad un prodotto finito che verrà consegnato ad un committente con alto valore civico ed educativo, perché stiamo lavorando sul bene pubblico e per il bene pubblico. Possiamo andare avanti, Maddalena. Sicuramente un progetto di scuola impresa presenta una complessità di azioni che la scuola deve conoscere molto precisamente e saper bene governare. Innanzitutto gli studenti devono incontrare il committente, ne parlava poc'anzi Laura Parenti, quindi ci deve essere la possibilità di realizzare anche a distanza, in modalità digitale, questi incontri. La tecnologia oggi prevede, sono incontri forse meno pregnanti di quelli in presenza, ma sapere di che cosa ha bisogno il sindaco, l'assessore, l'architetto dell'ufficio tecnico che ti commissionano questo progetto è ovviamente fondamentale laddove si lavora su queste progettualità. Anche la visita in azienda è importante. Nell'esempio che vi ho fatto poco fa, se dobbiamo progettare un parco tematico, dobbiamo conoscere il sito in cui questo parco sorgerà, non ci basta avere la mappatura. E quindi diventa importante anche in forma virtuale realizzare queste interazioni e anche questo è possibile se il committente, il partner è sensibile, se ci crede in questo progetto e quindi lo vive non con opportunismo ma sceglie di collaborare con la scuola proprio con un intento educativo e anche civico. Parte l'attività di progettazione, di sviluppo del progetto,
affiancati da un esperto, da un coach, e questo può avvenire in parte anche a distanza. Il progetto viene realizzato in presenza e a distanza. In presenza, in alcuni momenti, lo vedremo fra pochissimo, anche laboratoriali in piccoli gruppi che la norma ci consente di realizzare, con tutti ovviamente gli accorgimenti del caso. Viene consegnato il prodotto con relazione finale. Di solito c'è un grande evento di chiusura che per i ragazzi è un evento straordinario, bellissimo, di grande soddisfazione. E questo evento può essere realizzato in parte anche a distanza. Pensiamo a quello che stiamo facendo noi ora, no? Un grande convegno, tutto in modalità digitale. Ed infine la verifica e la valutazione finale del progetto. Le azioni, diciamo, principali tra quelle che vi ho descritte sono ovviamente due. Da una parte la progettazione e lo sviluppo del progetto, che può avvenire anche a distanza, in modalità online. La realizzazione concreta del progetto, nell'esempio che vi ho fatto, la realizzazione di un prototipo, di un modellino, richiede anche momenti in presenza che possono essere ben calibrati in attività di laboratorio che devono essere naturalmente realizzate per piccoli gruppi, organizzate secondo le norme di sicurezza. Nella fase invece di progettazione e sviluppo del progetto si possono costituire gruppi di lavoro, assegnare ruoli, utilizzare tutorial e video lezioni a cura dell'esperto o del coach, impiegare metodologie che sono quelle dell'impresa in azione, quindi role playing, schede con checklist, e sono tutti strumenti che si utilizzano anche all'interno di studi professionali o atelier creativi. Possiamo andare, Maddalena? Gli ultimi passaggi per declinare tutto questo all'interno di una scuola, cioè come si fa all'interno di una scuola a fare tutto questo? Innanzitutto dobbiamo far interagire molti soggetti diversi, che parlano linguaggi diversi, che invece si devono capire, ed è sempre stato il grosso problema dell'alternanza scuola-lavoro, e ora lo è dei PCTO, e lo è ancora di più se le realizziamo in parte a distanza. C'è un committente che propone una collaborazione, c'è una scuola che ne valuta il valore formativo. Ecco, questo aspetto è molto importante perché la scuola è travolta di proposte, di commesse, di proposte di collaborazione, ma non tutte sono interessanti, non tutte sono pregnanti, e quindi ci deve essere una oculata scelta di quali progetti di scuola impresa o impresa in azione vale la pena realizzare. I cui soggetti che cooperano sono tanti: il committente, il dirigente, lo staff PCTO, il comitato scientifico, il consiglio di classe coinvolto e il referente di progetto all'interno del consiglio di classe. Torniamo indietro solo un momento, Maddalena, con il committente ovviamente si fa una convenzione con l'esperto, il coach, si fa un contratto. A volte l'esperto fa parte anche della realtà del committente, quindi si offre volontariamente di sostenere il gruppo di lavoro degli studenti. E poi il consiglio di classe che progetta il percorso, che è una vera e propria unità di apprendimento. Qui la progettazione è particolarmente delicata perché si svolge in parte in presenza e in parte a distanza l'attività, e noi tutti sappiamo che progettare attività a distanza è molto più difficile. Possiamo procedere. L'organizzazione di questi progetti di scuola impresa o impresa in azione è molto complessa da tenere insieme, quindi ci vuole nella scuola un know-how e una consuetudine con questi progetti. Bisogna farli con costanza perché entrano in gioco la scuola come soggetto promotore, comitato scientifico PCTO che lavorano col consiglio di classe, e all'interno del consiglio c'è un docente referente e tutti i docenti che fungono da tutor scolastici degli studenti. Si lavora con un partner esterno, con un esperto, si coinvolgono studenti del triennio e tutti gli uffici dell'amministrazione. Ecco, far girare tutta questa organizzazione, lo sappiamo, non è semplice e bisogna sapere con chiarezza chi fa che cosa. In particolare alcuni strumenti sono fondamentali e le scuole se ne devono dotare, e questo deve diventare un patrimonio della scuola.
delle linee guida di istituto per i progetti di scuola impresa, chi fa che cosa, come lo fa, in modo che i docenti abbiano delle certezze, abbiano delle sponde, perché se questo non c'è, i docenti si sentono allo sbando e trovano di fronte a sé un muro da superare. Questo muro è anche il lavoro a distanza, che è talvolta scoraggiante, no? E quindi avere dei perimetri entro i quali muoversi è importante. Serve una buona scheda di progetto con parte descrittiva, parte finanziaria, serve una scheda didattica molto buona, strutturata come unità di apprendimento interdisciplinare e pluridisciplinare, che i docenti devono padroneggiare. Tutto questo ovviamente va condiviso nel collegio docenti, deve essere un patrimonio della scuola, non di singoli consigli di classe. Se così non è, questi progetti faticano a decollare, faticano a tenere nel tempo. La convenzione, il contratto con l'esperto, il patto formativo per l'alunno, importantissimo il registro elettronico per documentare e il diario di bordo, perché questa è un'attività PCTO che si può realizzare in larga parte a distanza, ma richiede da parte dello studente una profonda riflessione sul suo fare, sul suo ideare, sul suo progettare. Quindi il diario di bordo è sempre lo strumento decisivo per i percorsi di alternanza e ora di PCTO, con una curvatura forte sull'auto-orientamento, quindi sulla riflessione su di sé. La scheda per la certificazione delle competenze, anche questa deve essere patrimonio di tutta la scuola. Concludo con le ultime due slide, gli aspetti critici e gli aspetti di positività. Gli aspetti critici bisogna conoscerli, perché se non li si conosce non li si può governare. Quindi ci deve essere una lucidità da parte dei docenti e del dirigente nel mettere in piedi questi progetti, che i problemi ci saranno e quindi la progettazione e gestione di un percorso PCTO anche a distanza, soprattutto a distanza, è impegnativa. I docenti si lamenteranno che non riescono a conciliare gli impegni del programma da svolgere con le esperienze PCTO. Ecco perché queste esperienze devono essere integrate nelle programmazioni di materia e di classe. Gli studenti faticano a mantenere la concentrazione su progetti lunghi, complessi, e anche questo, e quindi diranno che non riescono a conciliare gli impegni dello studio quotidiano con queste attività. Per questo devono essere attività fortemente integrate nell'ordinario, non devono essere soltanto attività straordinarie delegate a pochi docenti. C'è poi una difficoltà reale a lavorare in gruppo, sempre c'è, e lavorare in gruppo a distanza lo è ancora di più, ma ormai gli studi professionali, gli studi creativi, gli atelier lavorano molto anche a distanza, lo sappiamo, no? Per forza di cose e anche a volte perché rappresenta per loro un'opportunità straordinaria di collaborare anche a grandi distanze. I costi a volte ci sono, ma spesso i partner sostengono la scuola con dei finanziamenti. Ultima osservazione, gli aspetti di positività. Questi sono di gran lunga più interessanti, più importanti, più forti rispetto a quelli di criticità. Ed è per questo che io sostengo il valore di questi progetti anche nei licei, soprattutto a volte nei licei, inviterei a tentarne la realizzazione anche in modalità distanza, soprattutto perché le scuole sono preoccupate in questa fase dell'anno scolastico di realizzare con i ragazzi attività di PCTO dopo la sospensione che abbiamo avuto lo scorso anno e che ci ha tutti un po' disorientati. La scuola diventa un'impresa per realizzare un prodotto, un servizio per la città e il territorio. Questi progetti sono spesso estremamente interessanti da un punto di vista etico, civico. Si lavora con le associazioni, con gli ospedali, con le amministrazioni comunali, è un'occasione straordinaria per i ragazzi, anche di fare qualcosa per il bene comune. C'è maggior consapevolezza da parte dei ragazzi del percorso di studio e di vita che hanno intrapreso. Questi progetti hanno una valenza di riflessione su di sé, auto-orientamento davvero straordinaria e questo rientra in pieno nella finalità dei PCTO. I consigli di classe imparano a lavorare insieme, cosa difficilissima, lo sappiamo tutti quanto è dura, no? Lo è in presenza, lo è a distanza, ma realizzare insieme queste unità di apprendimento e godere alla fine del risultato dell'evento di lancio, vedere l'entusiasmo dei ragazzi, davvero ripaga della fatica.
e vedere la passione, no, che emerge da queste esperienze. E ultima cosa che come dirigente io ho vissuto e quindi la ritengo forse la più importante, questi progetti potenziano l'obiettivo formativo dell'istituto, creano senso di appartenenza della scuola, si impara a capire chi si è, che tipo di attività si svolge da un punto di vista culturale, intellettuale, ma anche da un punto di vista, diciamo, operativo e progettuale, nell'esperienza che ho vissuto io, anche dal punto di vista creativo. Quindi una parola di incoraggiamento, proviamo a realizzare progetti di scuola impresa anche in didattica digitale integrata. Grazie. Grazie a Mariangela veramente per questo prezioso approfondimento che si è concluso con una riflessione sulla creatività che viene indicata proprio come l'approdo della didattica digitale integrata, il mettere l'alunno in situazione e porsi dal punto di vista dell'apprendimento e delle mobilitazioni delle competenze degli studenti. La parola adesso alla dottoressa Marina Maino, dirigente scolastica del liceo Corradini di Thiene in provincia di Venezia, su un tema altrettanto significativo che è quello del project work. Prego, professoressa. Sì, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. A me appunto è stato chiesto di approfondire e dare degli stimoli su che cos'è il project work. Dal punto di vista etimologico è molto semplice, si tratta proprio di un lavoro di progetto, un progetto che è commissionato, può essere commissionato da un'azienda, da un ente, da un'associazione e può essere svolto internamente alla scuola o anche esternamente. Il project work ha degli elementi anche in comuni all'impresa che abbiamo appena sentito illustrata appunto dalla dottoressa Icarelli. Ma in che cosa si distingue proprio? Si distingue per la sua efficacia come strumento formativo, perché richiede ai ragazzi, agli studenti, proprio la realizzazione di un progetto concreto e soprattutto una riflessione, una consapevolezza che le conoscenze disciplinari che hanno appreso, stanno apprendendo, non possono sicuramente limitarsi a livello astratto, a livello teorico, ma vanno sicuramente correlate a delle situazioni concrete, delle situazioni reali e quindi a diventare competenze. L'abbiamo sentito anche prima quanto importante è passare appunto dalla conoscenza alla competenza, anche se magari questo è ancora un aspetto più difficile, soprattutto in certi tipi di scuola. Quindi il project work, anche dall'esperienza personale, è veramente una valida alternativa a quelli che sono o che erano i tradizionali stage in azienda, perché permettono ai ragazzi proprio di sperimentare in maniera attiva quello che hanno appreso e quindi diventano proprio dei percorsi formativi, dei percorsi didattici che danno l'opportunità al consiglio di classe di rendere protagonisti veramente gli studenti perché sono direttamente coinvolti nel realizzare dei compiti autentici, nel risolvere dei problemi concreti. Il project work ha un carattere, ho scritto e l'ho evidenziato, di unicità perché si tratta proprio di concentrarsi o su un problema o su da risolvere oppure su un obiettivo e che diventa caratteristico e permette proprio di costruire gruppo attorno a questo carattere di unicità. È un'attività che va conclusa rispettando anche delle scadenze prefissate o dei budget di spesa che fanno parte appunto degli elementi del project work. E quindi potremmo dire che il project work è proprio una presa di contatto con la realtà, con le varie problematiche che
che ci sono nel mondo del lavoro. Ecco perché è un valido strumento per i PCTO, perché i ragazzi si devono interfacciare proprio con problematiche di tipo organizzativo, ma anche problematiche relazionali e problematiche operative. Quindi possiamo passare pure a capire quali sono gli elementi distintivi di questo project work. Sicuramente ci sono varie didattiche che possono essere utilizzate, varie metodologie, perché andiamo dalla didattica di progetto alla metodologia della ricerca, all'esperimentazione. Io qui ho voluto solamente indicarne, secondo me, le 4 principali. Sicuramente è una buona palestra per applicare il learning by doing, cioè impariamo facendo delle cose, apprendiamo realizzando appunto un progetto in base a degli obiettivi che fissiamo e operando in contesti reali. È quindi un modo per applicare anche una vera didattica laboratoriale, perché gli studenti devono effettivamente misurarsi in un piano d'azione che è appunto contestualizzato e devono soprattutto agire. Il project work non funziona se gli studenti rimangono in una posizione di passività. Legato a questo, normalmente il project work implica un lavoro di gruppo anche, e io ho visto che è riuscito, i project work più validi sono anche quelli che sono riusciti ad amalgamare dei gruppi classe oppure anche dei gruppi creati, dei gruppi di interesse, quindi fra classi diverse, e mette insieme quindi quello che è l'apprendimento cooperativo, perché i ragazzi normalmente devono lavorare assieme, ognuno con dei compiti specifici. In questo particolare contesto di didattica digitale integrata, chiaramente abbiamo l'opportunità anche di sviluppare un'altra metodologia che è quella appunto della Flipped Digital Classroom, quindi far apprendere in maniera veramente più approfondita, più ampia, l'uso delle tecnologie ai ragazzi e includendo tutti quanti, anche quindi con una valorizzazione degli studenti e richiamando quella che è proprio il valore, l'unicità anche del singolo nel portare avanti un lavoro condiviso. Come possiamo, quindi quali sono i modi che possiamo utilizzare per questo project work? Sicuramente può essere un progetto anche individuale, ma quelli che io ho visto proprio che hanno un valore aggiunto in più sono quelli appunto project work di gruppo, che possono essere o del gruppo classe oppure, come ho detto prima, di gruppo creato attorno ad un interesse, ad un progetto da realizzare. I tempi anche qui possono variare a seconda del progetto, possono esserci dei project work molto più complessi, quindi 1 anno, ma ci possono essere anche dei project work più limitati. Gli strumenti che che si devono considerare sono appunto le risorse a disposizione della scuola, risorse ben definite, assegnate, che possono essere i costi oppure le presentazioni che si devono fare o documenti dei quali ci possiamo e ci dobbiamo servire, che possono essere anche online. Che tipi di project work possiamo sviluppare? E anche qui i project work sono di varia natura. Allora, se io mi soffermo in un discorso di ricerca, quindi il trovare i problemi, il conoscere, capire le situazioni, problemi, io potrò sviluppare dei progetti di ricerca. Se invece sono più orientato e mi interessa di più trovare la soluzione a dei problemi, ecco che sviluppo quella che è la competenza del problem solving e cercherò quindi di
colmare le discrepanze tra quella che io individuo come situazione concreta e quello che invece ho come obiettivo finale, quindi il desiderio di quello che io voglio attuare. Oppure ci possono essere proprio dei progetti di sviluppo, cioè voglio creare dei cambiamenti, ho degli stimoli, delle intenzioni e voglio misurare e migliorare quello che è una situazione esistente. Per quanto riguarda la realizzazione del project work, per certi aspetti percorriamo le tappe che abbiamo già sentito nell'intervento precedente. Sicuramente l'ideazione è molto importante. Alla base di un project work c'è sempre un bisogno che va analizzato, che mi spinge, che mi motiva ad agire. Quindi la ragione del progetto che deriva proprio dall'analisi di questo bisogno. Poi si parte con quella che io ho definito un po' una macro progettazione e quindi definisco degli obiettivi generali, cerco quali sono i miei destinatari e quindi anche il target di riferimento del mio progetto finale, l'argomento che voglio sviluppare, eventuali partner, possono essere le associazioni, ma anche enti di ricerca, le università, delle aziende, cosa voglio sviluppare, quindi i contenuti, gli obiettivi concreti, i tempi che si definiscono, quindi il luogo dove faccio questo project work, a scuola, a distanza, qualche volta appunto anche nello studio o mi reco all'università per vedere quali sono le risorse. Ecco, tutto questo va pianificato e poi ovviamente anche un piano di comunicazione, perché se il project work rimane chiuso e rimane così risorsa solo del gruppo, è chiaro che non può avere una valenza importante, quindi deve essere presentato. La seconda fase è quella che si può definire come fase di microprogettazione. Andiamo più in dettaglio. Adesso abbiamo sviluppato l'idea, la pianifichiamo e quindi l'importanza di dare un titolo, di strutturare tutte le varie fasi, mettersi d'accordo su che metodologia o strategia vogliamo sviluppare, utilizzare per conseguire questo progetto, i tempi più specifici, quali risorse umane e anche strutturali, i costi e come condividiamo il nostro lavoro, quindi l'approvazione da parte del team. La terza fase è proprio, possiamo proseguire con le slide, è la fase della realizzazione, quindi si passa un po' dalla teoria, da quella che è la progettazione iniziale che mi serve come linea guida, alla pratica poi e in questa fase, per esperienza, vedo che è sempre molto importante anche tenersi a mente di progettare delle verifiche in itinere, perché può essere che nel proseguo del progetto si debba anche aggiustare il tiro e quindi questo monitoraggio continuo. La fase conclusiva è la fase che mi permette di capire se io sono soddisfatto, se ho soddisfatto il mio bisogno iniziale, potremmo dire, no? E quindi la valutazione dell'intero prodotto. Il progetto è andato bene, dove si poteva migliorare e anche la fase in cui ci può essere un momento di riflessione proprio da parte degli studenti e quindi fare un'autovalutazione con la possibilità per ognuno di conoscere, di capire il proprio grado di sviluppo delle capacità e delle competenze maturate e quindi anche dire se queste competenze maturate potranno essere anche spese concretamente. Allora, il project work cosa porta? Quali sono i punti di forza? Veramente il mio è anche un invito a dire sondiamo questa opportunità che appunto le linee guida sul PCTO ci danno. Perché effettivamente organizzare dei project work permette proprio di sfruttare alcuni elementi molto positivi. Quali sono? Io ne ho sintetizzate alcune. Intanto vengono valorizzate le capacità e le competenze dello studente che partecipa. Sicuramente c'è uno sviluppo di capacità organizzative, decisionali, di lavorare insieme,
operative, di analisi, e quindi è tutto l'aspetto della formazione della persona che come scuola siamo chiamati sempre a fare, quindi una competenza trasversale. Migliora anche le capacità di interconnessione tra i diversi saperi, e sappiamo quanto è difficile nella scuola avere un'impostazione interdisciplinare, no? O multidisciplinare. Questo è una palestra proprio in cui i ragazzi si sperimentano in questa capacità di dover trovare connessioni. Ovviamente capacità di lavorare insieme con il senso anche di responsabilità, perché se io non faccio la parte del lavoro che mi è stata assegnata, il project work non funziona bene. Oltretutto, e possiamo passare all'altra slide, posso anche avere uno sviluppo proprio delle competenze professionali e avere l'opportunità anche di interagire maggiormente con il territorio, che è uno degli altri aspetti che il PCTO come proprio metodologia così suggerisce alla scuola sempre di essere legata al territorio, e quindi è una promozione di quel saper fare che è basato sulle competenze di cittadinanza. Allora, saper individuare i propri punti di forza, di debolezza, che è importante, non sempre i ragazzi ci riescono, non sempre sono così abituati all'autovalutazione, il saper risolvere appunto i problemi in un'ottica di continuo miglioramento, essere responsabili, sviluppare la creatività, il senso di innovazione, no? È un'attività che abbiamo visto si può svolgere anche da remoto, e quindi particolarmente adatta in questo momento in cui diventa difficile anche per i dirigenti, per il tutto scolastico, trovare delle occasioni per organizzare dei project work, ed è, così almeno dall'esperienza, anche un'opportunità per costruire veramente una squadra, quindi quello che io ho riassunto come team building, sia fra docenti che magari collaborano, ma anche fra studenti stessi e anche fra docenti e studenti che si mettono così in gioco nella realizzazione di questo progetto. Da ultimo, così ho voluto un attimo focalizzarmi e riflettere, ma in più, in questo periodo di didattica digitale integrata, che cos'è che può dare il project work ai ragazzi? Sicuramente, se facciamo tutto, se decidiamo di fare tutto da remoto, l'uso dei software. Ne ho messi solo alcuni a titolo proprio esemplificativo, quindi possono essere fogli di calcolo, notebook di Google, oppure programmi di editor perché devono fare delle presentazioni, presentare testi, immagini. Sicuramente permette di sviluppare maggiormente un'analisi ed interpretazione dei dati, anche perché magari nei progetti di ricerca devono analizzare statistiche, tabelle, planimetrie, testi, siti aziendali, poi dipende appunto dal project work, e sviluppano, proprio perché abbiamo visto che è importante poi concludere con un report, con un piano di comunicazione, anche la capacità di scrittura, e sappiamo quanto è importante il valore della parola anche nell'ambito proprio dell'industria, dell'impresa, ma direi per tutta la vita. Quindi questa capacità di scrittura, che può essere di un testo divulgativo, sempre per la ricerca o a carattere scientifico, ma comunque la scrittura con dei precisi canoni, dei precisi protocolli, a seconda del tipo di project work che io mi appresto a fare. Quindi spaziamo appunto dall'ambito scientifico, le recensioni, possono essere PowerPoint, ma anche cortometraggi, perché no? Ecco, dipende da quello che il gruppo di lavoro, che il progetto prevede come sviluppo. Ecco, io in breve ho cercato di sintetizzare gli elementi principali del perché vale la pena spendersi per un project work. Metterei anche il fatto che se è un project work io
metto insieme più ragazzi e quindi mi diventa anche a volte meno dispendioso, oppure posso anche trovare una soluzione per trovare appunto dei percorsi di PCTO utilizzando insomma un numero inferiore magari di tutor scolastici o coinvolgendo appunto più studenti e quindi trovando una soluzione anche molto concretamente. Bene. Grazie. Grazie veramente per questo approfondimento e anche per la passione con cui abbiamo, come dire, sollecitato ad utilizzare e a innovare attraverso il Project Work. La parola adesso alla professoressa Lauretta Zoccatelli, che è docente formatrice, e il tema è l'impresa formativa simulata, la didattica digitale integrata. Ci restano all'incirca 15 minuti. Io vi ricordo che dopo la nostra tavola rotonda continuano gli incontri organizzati e curati dall'USR del Veneto, 2 importanti tavole rotonde che completano questo incontro introduttivo. La prima per la presentazione di buone pratiche in collaborazione con gli istituti superiori del Veneto, e sentiremo perciò direttamente le scuole parlare. La seconda con la presentazione invece della programmazione che l'USR Veneto ha per quest'anno scolastico, per il 2020-2021. Quindi adesso la parola alla professoressa Lauretta Zoccatelli, prego. Grazie. Allora, io vi presento il progetto dell'impresa formativa simulata. È un progetto che è nato alla fine degli anni 90, intorno agli anni 90, e sotto la spinta di alcuni progetti europei che volevano, diciamo, diffondere le competenze imprenditoriali. Nel 2000 il percorso si è sviluppato sempre di più e con l'alternanza scuola-lavoro ha coinvolto numerose scuole, pertanto il Simucenter nazionale che gestiva tutte le attività delle imprese formative ha pensato di realizzare anche dei Simucenter regionali. Attualmente questo percorso è anche previsto nelle nuove linee guida dei PCTO e consente appunto la simulazione di un percorso reale per la creazione di una startup con il supporto di un'azienda madrina. Si tratta di modellizzare un sistema con un metodo scientifico, un sistema complesso impresa, del quale si riproduce la sua dinamicità tenendo conto delle diverse funzioni relazionali delle sue componenti. È un percorso aderente ai profili educativi e culturali professionali di tutti gli indirizzi, è flessibile perché si adatta sia per i licei che per gli istituti tecnici che per gli istituti professionali, è strutturato per competenze e lo strumento che lo programma, diciamo, è il DA, coinvolge l'intero consiglio di classe, utilizza ed integra tutte le metodologie didattiche che abbiamo già sentito nominare nei precedenti interventi e che sono cooperative learning, learning by doing, role playing, problem solving, try to learn, debate, flip teaching. Possiamo andare avanti. Che cos'è allora l'impresa formativa simulata? È un'impresa, è un'azienda virtuale che opera in un'azienda reale, facendo riferimento ad un contesto in cui sono presenti uno Stato che funge da agenzia delle entrate Camera di Commercio, un mercato che opera, che consente di effettuare le transazioni commerciali online, un sistema bancario che si occupa dei finanziamenti, dei pagamenti e delle riscossioni. Il tutto avviene utilizzando una piattaforma telematica. Gli studenti sono i protagonisti del processo di apprendimento. Gli altri soggetti sono soggetti che supportano gli studenti nella realizzazione del progetto. Il dirigente iscrive gli studenti al simulatore
I docenti del consiglio di classe insieme al tutor scolastico aiutano gli studenti a realizzare le varie fasi del progetto. L'azienda madrina supporta con tutte le sue competenze gli studenti nelle diverse fasi. Il tutor aziendale si interfaccia col tutor scolastico per organizzare momenti di incontro con l'azienda madrina e anche per realizzare dei percorsi di stage all'interno dell'azienda madrina. Le famiglie sono poi dei testimoni, diciamo, privilegiati, perché possono portare le loro competenze, le loro esperienze come dipendenti di aziende private o pubbliche, come liberi professionisti, come lavoratori autonomi. Bene, possiamo passare alla fase. Ecco, il progetto presenta anche un forte legame col territorio. Infatti il primo lavoro che gli studenti affrontano è quello di analizzare le aziende che si trovano nella loro località. Si parte con l'analisi del sito web, la creazione di un questionario e poi l'intervista all'imprenditore, al quale appunto viene sottoposto il questionario quando si effettua la visita aziendale. Fra le aziende esaminate, gli studenti individuano un'azienda madrina, che sarà un'azienda disponibile a far da testimone e guida del percorso, individuerà un tutor aziendale e accoglierà gli studenti in stage. Come si può pensare questa attività a distanza? Allora, il docente che è il responsabile, diciamo, del percorso, il cosiddetto tutor scolastico, deve riprogrammare un attimino l'attività, la deve riprogrammare soprattutto nei tempi e nella definizione dei termini di consegna dei vari lavori intermedi che gli studenti devono realizzare. E per questo appunto consiglia agli studenti di analizzare in modo approfondito il sito web per capire che cosa l'azienda vuole comunicare di sé. Questo lavoro gli studenti lo possono fare a casa e poi insieme, utilizzando gli strumenti e le piattaforme che la scuola ha consigliato, possono condividere il questionario e alla fine il questionario può essere condiviso insieme anche con il tutor in un incontro sincrono, una videoconferenza, dove appunto i questionari realizzati dai vari gruppi di lavoro possono essere condivisi e lì insieme si sceglie il questionario tipo da sottoporre all'azienda. Bene, possiamo passare alla scheda successiva. Il percorso attraverso il quale si attua l'impresa formativa simulata può essere rappresentato con la metafora di una metropolitana, delle linee guida di una metropolitana. Gli studenti devono percorrere queste linee per poter arrivare al prodotto finale, che consiste proprio nella realizzazione di un'impresa virtuale, ma che fa tutto ciò che l'azienda in realtà fa. Si parte dalla prima fase, che è la sensibilizzazione e l'orientamento. Gli studenti a scuola, quando è possibile, in didattica a distanza a casa, attuano sempre delle ricerche online, hanno a disposizione la possibilità di consultare numerosi siti statistici che presentano le informazioni che gli studenti stanno cercando in modo disaggregato fino ad arrivare ai loro comuni di residenza. E quindi è anche un'attività che coinvolge tantissimo gli studenti, perché sono curiosi, vogliono andare a vedere per esempio quanti ragazzi ci sono nella fascia della loro età, quante ragazze ci sono, quanti maschi, quante femmine. A volte scoprono delle cose anche interessanti, per esempio possono vedere se ci sono degli ultra centenari nella loro zona. La stessa cosa si fa poi per l'analisi socio-economica. Anche qui la Camera di Commercio mette a disposizione delle infografiche che consentono di avere subito, immediatamente, l'idea di qual è la vocazione del territorio. Quante aziende si occupano di agricoltura, quante di commercio, quante di servizi, quante lavorano nel terzo settore. Dopo questa analisi, che è diciamo supportata anche da tutta l'attività del docente di matematica, i ragazzi devono rielaborare un report dal quale risulta già un'idea dei bisogni di cui il territorio necessita.
Perché? Perché l'obiettivo dell'azienda è proprio quello di dare una risposta a questi bisogni attraverso la realizzazione di un bene o attraverso la realizzazione di un servizio. Il secondo punto riguarda la cultura di impresa. Anche qui questa parte deve essere, diciamo, un punto importante, perché oggi le aziende, quando si costituiscono, vogliono sempre iniziare fin da subito a crearsi una reputazione sociale e quindi vogliono comunicare agli stakeholder, e quindi in modo particolare alla comunità, quali sono i benefici che loro possono portare alla comunità. Anche qui l'attività va fatta anche a distanza, sempre utilizzando le metodologie che conosciamo. Il docente, diciamo il docente tutor deve assolutamente fissare dei termini di consegna precisi dei lavori che i ragazzi devono preparare, deve avere un costante feedback con gli studenti per capire a che punto sono, per risolvere alcuni problemi e infine deve riunire gli studenti in videoconferenze dove proprio tutti insieme possono scambiarsi le varie opinioni e aiutarsi ad andare avanti col progetto. Qui io ho sempre detto che soprattutto nei licei possono essere fatti dei bellissimi lavori anche di debate. Il debate può essere preparato dando dei microstimoli a casa attraverso microlezioni, consigliando dei video, ma poi può essere portato in videoconferenze, può essere proprio fatto online. Quindi anche qui le tematiche che possono essere affrontate sono quelle dell'etica sociale con appunto il supporto degli insegnanti di filosofia, oppure tutto il discorso della situazione della sicurezza dei dati in azienda. Adesso molte aziende lavorano in smart working e quindi è importante capire come tutelare diciamo, la sicurezza dei dati. Noi sappiamo che da casa i dipendenti aziendali devono accedere a dei dati per poter lavorare. Quindi c'è tutta una problematica che deve essere, che si sta affrontando man mano appunto che si va avanti con questa attività. Bene, segue la fase 3 e 4. La fase 3 consiste nel identificare allora davvero l'idea e quindi l'attività che vorrà fare l'azienda. Un'attività che scaturisce anche da continui briefing di lavoro effettuato con i diversi docenti del consiglio di classe e soprattutto con il tutor scolastico, e dopodiché il tutor può riunire gli studenti facendo un brainstorming sincrono per individuare in via definitiva quella che la classe decide quell'idea che la classe decide di portare avanti. Questa idea va tradotta in un documento che è il business plan che riporta l'analisi di fattibilità organizzativa, gestionale, economico-finanziaria. Qui i ragazzi cominciano a dividersi in gruppo, diciamo è il primo documento ufficiale che poi deve essere caricato sul simulatore Confao, cominciano ad assumersi dei ruoli, quindi a volte i gruppi di lavoro e il ruolo viene scelto dal docente tutor, e molte volte invece a seconda dell'autonomia e della responsabilità degli studenti sono gli studenti stessi che realizzano questi gruppi. Una volta che, ecco qui poi c'è l'intervento di tutti i docenti del consiglio di classe per le competenze che competono loro. Ci sarà il docente di diritto per esempio, ma anche il docente di matematica, ma anche altri docenti che possono dare il loro contributo. Qui possono essere integrate anche altre attività che sono riferite per esempio all'educazione civica e a tutte le altre attività che fanno comunque, che concorrono a formare tutto il percorso per le competenze trasversali. Il business plan a questo punto viene caricato sulla piattaforma, sul simulatore, e qui comincia l'attività vera e propria sul simulatore Confao. Viene realizzata un po' la parte burocratica, diciamo, quindi l'atto costitutivo e lo statuto, l'organigramma. Anche qui si chiede il contributo dell'azienda madrina, la quale può fornire dei facsimili, può spiegare per esempio quali sono le
funzioni che devono essere evidenziate ed analizzate in un organigramma. Bene, dopo questa attività gli studenti possono ricevere dal simulatore la conferma che tutto quello che hanno fatto va bene e quindi ricevono la partita IVA e da quel momento l'azienda comincia ad operare sul mercato. E qui la sesta fase porta alla creatività degli studenti, a sviluppare tutta la creatività, perché devono cominciare a realizzare il sito dell'azienda, devono creare la vetrina dei prodotti, in quanto si tratta di un commercio online e quindi devono poter presentare i loro prodotti attraverso strumenti informatici, quindi attraverso il simulatore. Devono realizzare attività di marketing e poi ci sarà il gruppo che invece che ha più competenze, che può occuparsi dei finanziamenti, quindi della ricerca dei finanziamenti in modo tale che l'azienda possa essere sviluppata. Le metodologie sono sempre le stesse, però ce n'è una importante che viene introdotta nella fase 5-6, che corrisponde più o meno alla fase che si fa nel quarto anno dei percorsi scolastici. È la metodologia del try to learn. Con questa metodologia vengono inseriti i business game, ossia dei giochi attraverso i quali gli studenti possono apprendere le modalità per assumere decisioni strategiche che consentono alle loro imprese virtuali di restare su un mercato che ovviamente è sempre in mutazione e quindi gli studenti devono fare delle scelte per poter competere con tutte le altre imprese concorrenti. La metodologia è proprio quella del try to learn, provare per imparare. Bene, alla fine anche l'azienda, una volta che l'azienda è viva, che sta lavorando, deve farsi conoscere e si fa conoscere nel modo che utilizzano tutte le altre aziende reali, quindi facendo fiere nazionali e internazionali, facendo delle fiere workshop on board con viaggi in nave, eccetera. E qui di solito la scuola ha sempre diciamo, integrato gli scambi culturali con queste attività specifiche che portano avanti appunto competenze diverse, ma negli aspetti delle competenze trasversali invece sono complementari a costruire un po' tutto questo, il bagaglio diciamo di tutti gli studenti. Bene, il nostro tempo è quasi scaduto. Esatto. Allora, queste fiere possono tradursi a distanza attraverso la possibilità di fare anche delle fiere virtuali che il simulatore consente, che mette a disposizione attraverso proprio dei tour nei mercati, nelle vetrine delle aziende diciamo nazionali che partecipano al progetto delle imprese formative simulate. Ecco, la piattaforma si trova sul sito di www.ifsconfao.net e cosa devo dire a tutti? Stay tuned e quindi cerchiamo di stare sempre sintonizzati. Grazie. Bene, ringrazio veramente le 4 relatrici. Vi invito a continuare a seguire le tavole rotonde organizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto nei panel successivi e vi ringrazio tantissimo per la partecipazione. Arrivederci a tutti.